le mafie sono in pratica capaci di un'intelligenza raffinatissima, perché ce l'ha insegnato appunto Giovanni Falcone, e sono capaci di trarre profitto anche in situazioni inimmaginabili. Intanto, ecco, giusto per stemperare il clima, voi parlate con un calabrese, seppur d'origine, quindi fate attenzione, perché se avete timore, me la faccio da solo la battuta, magari ci sono calabresi in sala, poi io sono un calabrese adottivo, vivo da oltre 30 anni nella cosiddetta Calabria citeriore, perché poi più correttamente bisognerebbe ragionare di Calabrie al plurale. E quando noi pensiamo all''ndrangheta normalmente pensiamo in particolar modo al Reggino e all'Aspromonte, anche perché negli anni 70-80 questi territori, a seguito dei sequestri di persona, vennero identificati come i territori in cui una mafia locale particolarmente sanguinaria riusciva ad esportare le sue metodiche di sopraffazione anche altrove, appunto con i sequestri di persone, portando sull'Aspromonte, ma non soltanto, persone benestanti che vivevano a centinaia, per non dire migliaia di chilometri di distanza, costringendole ad una situazione di cattività che non si poteva certamente augurare a nessuno, neanche al peggior nemico. Le mafie sono, e uso volutamente il plurale, sono capaci di stupirci in tutti i settori, perché non sono affatto, come ci è stato suggerito di rappresentarcele, espressioni di cultura arcaica ed involuta. Le mafie già nel 2014, è appurato da evidenze giudiziarie, impiegavano criptovalute per effettuare transazioni finanziarie per pagare quantitativi importanti di cocaina. I calabresi poi sono diventati, a partire dagli anni 80, i broker mondiali del traffico di cocaina. La cocaina è una sostanza che ha una diffusione inimmaginabile, e proprio ieri sui giornali italiani si dava notizia del fatto che per il secondo anno consecutivo sono aumentate nel nostro paese le morti per droga. Poi bisognerebbe un pochino ragionare sul metodo con cui si classifica come morte per droga una morte, per esempio, determinata da un incidente stradale su cui non si può intervenire per effettuare analisi ex post sul cadavere. E tutto questo ci dovrebbe sempre più allarmare, ma chi mi ha preceduto, per esempio, ragionava di discoteche a Jesolo che sono state invase dalla cocaina, producendo effetti particolarmente rilevanti anche e soprattutto nei comportamenti degli assuntori, ma anche in ambiti sociali. E ve lo dice uno che si confronta più volte con un magistrato che ha il record mondiale di sequestri di cocaina. Lui si chiama Nicola Gratteri, che per scherzo, ma fino a un certo punto, quando si rivolge per esempio a platee di suoi colleghi, perché magari va a fare lezioni nella scuola di magistratura oppure presso le scuole legali e tutto il resto, si diverte a sfottere fino a un certo punto i presenti, domandando fino a che punto le loro nozioni siano teoriche e se non pratiche, perché sappiamo tutti che almeno un tempo la cocaina veniva detta la droga dei ricchi, poi causa rivoluzione dei prezzi adesso è diventata particolarmente a buon mercato, ma voglio ricordare come ad esempio si stia diffondendo il fentanyl, che è un oppiaceo che viene assunto attraverso compiacenti medici che prescrivono preparati che dovrebbero essere garantiti solo e soltanto a malati oncologici in stato terminale, e poi in alcune inchieste si è rivelato come medici e farmacisti compiacenti
producessero business inimmaginabile, perché uno pensa che quantomeno un medico, un farmacista stiano attenti. Attenzione, adesso vorrei ritornare su quanto ho detto poc'anzi. Siamo partiti dai sequestri di persona. Noi ci immaginiamo gente con lupara e coppola, vestita in maniera anche rude, che sull'Aspromonte realizza dei nascondigli difficilmente individuabili, conduce una vita pressoché bestiale, sottrae qualche individuo della sua libertà personale e lo trattiene per mesi, anche per anni, in attesa di un riscatto. E noi nel nostro immaginario siamo portati a credere che questi qua magari si chiamino Rosario, Calogero, Carmine, nomi tipicamente meridionali, e che quindi abbiano, bene che vada, la quinta elementare, la terza media, vivono per gran parte dell'anno nei boschi con le bestie, quindi hanno una socialità ben diversa. All'ultimo però sono arrivato a parlare di medici compiacenti, di farmacisti che si offrono, di Gratteri che fa le battute a magistrati ed avvocati, perché in qualche modo anche questi modi sono interessati da acquisizione, ma forse anche da traffico e spaccio. Questo che cosa significa? Significa che noi dobbiamo rivoluzionare il nostro paradigma per cui il mafioso è un mezzo contadino che un tempo risultava asservito ai latifondisti siciliani e che si presta per operazioni di assoluta violenza cui tanti e tanti altri non si prestano perché non ne sarebbero capaci. Ho imparato da studi antropologici che la mia mafia, la mafia calabrese, è la più sanguinaria, anche perché è una mafia tipicamente di montagna. Chi vive in montagna è molto spesso costretto a condizioni estreme. Per sopravvivere tu devi chiedere a te stesso di superare certe prove anche da un punto di vista dell'emotività. Credo che sappiate che per esempio i ragazzini di 'ndrangheta, cioè nati e cresciuti in famiglie in cui si è 'ndranghetisti da generazioni, debbono fin da subito partecipare a riti che noi non siamo più abituati a celebrare, per quanto anche da queste parti si fosse un tempo contadini. Il rito in questione è quello che viene pensato unicamente calabrese, ma in realtà era molto più diffuso, dello scannamento del maiale. Le famiglie contadine, quando potevano, ammazzando il maiale, celebravano una festa perché si mangiava, e si mangiava tanto e bene. E ci sono racconti di ragazzini che dichiarano di essersela fatta sotto per la paura, perché credo che ben pochi abbiano partecipato ad un rito che influenza l'animo di un bambino di 5, 6, 7 anni, ma queste sono le prove che vengono richieste a chi, portando un certo cognome, deve abituarsi a certe scelte, a certe dinamiche. Ora, io ho accettato ben volentieri l'invito di Sabrina, a cui mi lega una recente ma sincera amicizia, perché l'ho conosciuta in qualità di consulente della Commissione Antimafia. Ho capito che si trattava di una persona non soltanto competente ma anche determinata. Per combattere certi fenomeni bisogna non soltanto studiarli, ma anche saper far seguire alla teoria la prassi, e quindi bisogna attivarsi, perché non è sufficiente che siano le uniformi oppure gli esponenti della magistratura a reprimere. Noi vinceremo la partita quando inizieremo a capire che innanzitutto bisogna prevenire. Un tempo si pensava che le mafie fossero caratteristiche di alcune regioni del sud.
e che fossero lì presenti per caratteristiche quasi quasi ontologiche. Se nasci a Catanzaro, oppure a Vibo, oppure a Palermo, tu in qualche modo devi essere con mentalità, con DNA mafioso. Dopodiché, poco alla volta, si è capito che le cose non stanno esattamente come si pensava, e nella relazione conclusiva della precedente commissione antimafia, se non ricordo male a pagina 112, nella relazione dedicata alle infiltrazioni nel mondo del nord-est, viene riportato un passaggio per me particolarmente felice per la sua potenza significativa. Si fa riferimento ad un processo che si è svolto appunto qui in Veneto, in particolar modo a Padova, il processo a Mario Serpe, se non ricordo male, questo era il nome del dottore commercialista di origine casertana, che agli inizi degli anni 10, cioè pochi anni fa, si è trasferito a Selvazzano, se non ricordo male, provincia di Padova, dove ha aperto uno studio commercialistico e di consulenza finanziaria, ottenendo immediatamente grande successo e avendo poco alla volta un portafoglio clienti da fare invidia a tutti i suoi competitors locali. Questo signore poi è stato tratto in arresto a seguito di un'operazione, se non ricordo male, Aspide, Serpe Aspide, e questo signore nel dibattimento, a domanda del pubblico ministero ma perché qui, ha risposto in maniera icastica e felicissima: semplice, perché qui sono più disonesti che da noi. E qua arriviamo a qualcosa di politicamente cogente ora. Che cosa faceva questo signore? In pratica era uno specialista di fatture false, di fatture per operazioni inesistenti, di fatture gonfiate per poter occultare denaro che doveva in qualche modo rientrare. Se io incasso soldi attraverso mercati che lo Stato sulla carta combatte, e poi vi spiegherò perché sulla carta, con quei soldi io posso acquistare l'universo mondo, purché non ci sia attenzione da parte delle autorità a controllare se quanto è oggetto dei miei consumi sia in qualche modo congruo rispetto ai redditi che dichiaro. E allora le mafie hanno tutte interesse ad inserirsi in quei mondi economici in cui si fa nero. Quindi notate, il problema è stato considerato per tanto tempo l'immigrato di colore, quindi il nero. Il vero problema è il nero dal punto di vista fiscale. E ricordo a me stesso che da quando ero bambino l'Italia è il record europeo, è il record quasi mondiale di evasione fiscale, se la combattessimo seriamente potremmo rimettere a posto le nostre casse pubbliche, ma soprattutto potremmo fare qualcosa che negli Stati Uniti si è fatto, perché Al Capone, il mitico Al Capone, è stato arrestato per evasione fiscale. Forse, a Dio piacendo, forse questo governo, perché l'ho chiesto incessantemente, introdurrà il carcere, cioè le pene detentive per i grandi evasori. Ma dovete buttare via la chiave dopo. Dobbiamo soprattutto far capire, a differenza di quanto si è sostenuto per decenni, che pagare le tasse non soltanto è giusto, è doveroso,
ma che è altrettanto giusto e doveroso controllare come quei soldi acquisiti dalla fiscalità vengano spesi, perché qui sono nel territorio in cui la spesa pubblica ha generato un mostro, il Mose. La spesa pubblica, magari qualche chilometro più a nord, vorrebbe generare un altro mostro, la Pedemontana. Come voi capite, quanto più si spende, tanto più si può rendere difficoltoso il controllo. Chi vi parla è stato costretto, non per scelta, a confrontarsi sempre più con il codice degli appalti. Noi possiamo innovare il codice quanto vogliamo, fin quando manterremo l'istituto del subappalto ci saranno sempre problemi. E allora, se noi vogliamo effettivamente combattere le mafie, perché poi le mafie impoveriscono i territori, se voi prendete uno degli ultimi libri di Gian Antonio Stella, Se muore il Sud, trovate un incipit del volume che è straordinariamente efficace. Quando l'Italia diventa repubblica, cioè nel 1948, con la promulgazione della Costituzione repubblicana, il PIL della regione Sicilia è grosso modo 1/6 del PIL complessivo nazionale. Erano altri tempi, le quotazioni dello zolfo erano ancora importanti e la Sicilia era la prima zona di estrazione e di produzione di zolfo per il mondo. Da 70 anni la regione Sicilia è stata brutalmente impoverita da dinamiche che saranno certamente riconducibili a modelli di sviluppo sgangherato e infelice, ma altrettanto riconducibili all'accettazione di un modello che ha permesso la pervasività di Cosa Nostra all'interno della struttura produttiva siciliana. Io ricordo a me stesso che quando ero ragazzino di scuola elementare e di scuola media inferiore mi si insegnava che la Sicilia ai tempi dell'impero romano era considerata il granaio dell'impero. Quindi era considerata una zona particolarmente ricca, ma anche la regione in cui vivo, le Calabrie, fino al 600 venivano considerate le parti più ricche d'Italia, perché la parte più ricca d'Italia era considerata il Regno meridionale e le Calabrie, grazie all'offerta prodigiosa che Madre Natura, o se volete la Provvidenza, ci aveva garantito, erano ricchissime di legname, di pece, un'altra merce che gli antichi particolarmente apprezzavano, soprattutto nella cantieristica, perché anche a Venezia, così come nell'antica Roma, si usava la pix bruzia per mettere insieme gli assi con cui si costruivano le imbarcazioni della Serenissima, e poi di armenti, perché essendo soprattutto montagna e collina c'erano paschi particolarmente floridi, quindi dalle mie parti c'era una ricchezza straordinaria, gestita malissimo dai potenti dell'epoca, che poi progressivamente si sono asserviti ad altri potenti, impedendo che il Sud potesse essere ricco così come lo è in potenza. Ora, io vi lascio dei suggerimenti, poi sta a voi deciderli. Qua vedo diverse ragazze. La qualcosa mi fa piacere, vedo anche pochi ragazzi, a dire il vero, vedo diverse ragazze. Voi ragazze, per esempio, iniziate a frequentare libri che vi offrono delle condizioni di vita tipiche di chi da donna vive in contesti mafiosi. Sarete le prime
a rifiutare quei modelli. Le donne di 'ndrangheta in particolar modo sono studiate dai criminologi, dai magistrati, perché finora, tranne che in pochissime eccezioni, non sono mai diventate collaboratrici di giustizia. In base ad acquisizioni documentali si è capito che le donne di 'ndrangheta chiedono ai loro uomini maggior crudeltà, perché vogliono imporre le società meridionali che se ne dica e se ne scriva sono ancora oggi impregnate da forti componenti di matriarcato, quindi le donne, per quanto si stenti a credere, sono molto molto importanti in certi circuiti. Vi ricordo che il mondo meridionale è stato per secoli influenzato dalla cultura greca, e nel mondo greco la donna aveva una funzione straordinariamente rilevante. Voi donne potreste avere il compito di fermare dinamiche e mentalità di cui noi siamo portatori sani, perché noi nasciamo in territori in cui quello che da voi potrebbe sembrare anormale, insolito, da noi è normale. Io a luglio dell'anno passato ho accompagnato una giovane deputata emiliana a visitare la baraccopoli di San Ferdinando sopra il porto di Gioia Tauro, sulla Piana. Era la prima volta che questa giovane emiliana scendeva al sud. I suoi racconti sembravano quelli scritti dagli sceneggiatori di Benvenuti al Sud. Ma quelli sono i cartelli e quelli sono i fori? Sì. Quelli sono i fori. Agli inizi degli anni 90, in un paese della Piana, hanno lanciato in aria delle teste umane per poi prenderle a pallettoni. Il pallettone spacca. Quindi c'è proprio una capacità di essere inumani, disumani, che rende queste persone capaci di gesti che altri non sarebbero in grado di effettuare. E allora la prima barriera deve essere culturale, e questo ce lo insegnava Gesualdo Bufalino, anche perché l'essere umano è molto spesso portato ad effettuare scelte in chiave egoistico-utilitaristica. Le società che non sono riuscite a combattere le mafie, essendo le mafie forme raffinate di parassitismo, sono state poco alla volta impoverite e poi costrette al collassamento, alla sclerosi da un punto di vista economico, sociale e produttivo. C'è anche da ragionare con gli operatori economici, con i professionisti, con i colletti bianchi cosiddetti, perché come diceva Sabrina, quello che viene esercitato dalle mafie è un furto quotidiano, solo che non lo fanno facendo entrare il ladro a casa tua, lo fanno in altro modo, molto più raffinato. Sapete a quanto ammonti il giro il fatturato anno del gioco d'azzardo legale ed illegale? Noi italiani spendiamo oltre 100 miliardi di euro, 106-107, escludendo il gioco illegale, questo è il fatturato. Sapete quanto spendiamo per il servizio sanitario nazionale? 116-118 miliardi di euro, quindi quasi quasi spendiamo la stessa cifra per medicine e terapie
e per slot e bingo. È un problema di cultura. Se si fa capire all'essere umano che quelle scelte portano alla morte sociale, l'essere umano può prevenire e quindi evitare. Gli ordini professionali, adesso vi racconto questo passaggio di cui sono stato protagonista pochi giorni fa. Nella mia città, Cosenza, causa successione in Confindustria, quindi il vecchio presidente veniva sostituito dal nuovo presidente, è stato invitato il presidente Boccia ed è stato invitato anche il presidente della commissione antimafia, perché sono un senatore eletto in quel collegio uninominale. Io ho ricevuto l'invito, sono andato a leggere chi vi partecipava e mi sono trovato il mio sindaco, che è prescritto, su cui pende una richiesta di rinvio a giudizio da parte della direzione distrettuale antimafia di Roma, che è indagato dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro e che è indagato anche dalla procura circondariale di Cosenza. Quindi, sintetizzo, prescritto per una questione di corruzione, si è fatto anche una ventina di giorni di carcere nel 94, se non ricordo male. Poi c'è una richiesta di rinvio a giudizio da parte della DDA di Roma, poi la DDA di Catanzaro e la procura circondariale ordinaria di Cosenza lo stanno indagando per altri capi di imputazione, fra cui bancarotta fraudolenta per circa 28 milioni di euro. Secondo alcuni però potrebbe anche essere più elevato il danno che lui ha fatto a danno del mercato in cui ha operato. E poi c'era anche il governatore della regione Calabria, su cui la DDA di Catanzaro sta anche lavorando. Al che io ho telefonato a Boccia, ho detto: guardi Presidente, io la voglio salutare oggi perché domani mi troverei un pochino in difficoltà a dovermi sedere i volumi di rifiuti da conferire. Non riusciamo a riciclare a sufficienza. E allora io intanto vi chiedo scusa se mi avete ascoltato per tanto tempo, però è stato un piacere. Io vi ringrazio, vi siete fatti un pochino di roba prima. Non dico la storia così, scherzo naturalmente, però ecco, sappiate questo, ci sono tanti giornalisti che hanno addirittura la tutela perché facendo inchieste di un certo tipo sono stati minacciati. Io questa mattina ho dovuto diciamo così, ricevere Beppe Giulietti ma anche Paolo Borrometi, perché Paolo Borrometi sta vivendo in Sicilia non soltanto giorni difficili. Oggi fra l'altro è la ricorrenza della morte di Giancarlo Siani. Rivolgo per esempio ai ragazzi. Io ho conosciuto Elia Minari, che da studente di liceo scientifico, senza aver il patentino dell'ordine, ha condotto comunque delle inchieste che hanno disvelato certi fatti. Sabrina Pignedoli, da giornalista della Gazzetta di Reggio, adesso perché almeno ho citato la concorrenza, adesso mi ha prodotto delle inchieste che poi sono state acquisite dalla magistratura per il processo Emilia. Chi ha introdotto questa serata ha ricordato di aver segnalato come i casalesi avessero preso il controllo militare di questo territorio già da 10 anni, ma l'inchiesta per concludersi ha dovuto impiegare 10 anni. Ricordatevi che solo e soltanto la massima trasparenza possibile sconfiggono poi amministrativamente, economicamente, giuridicamente le mafie. Noi avremo necessità, per esempio, e questo sarà oggetto del prossimo incontro, della prossima audizione con il Ministro degli Interni, non quello che scappava di nuovo,
necessità di uniformare sul territorio nazionale la politica delle interdittive antimafia, che non possono essere schizofreniche in funzione delle prefetture e dei prefetti che rivestono l'incarico di prefetto in quella prefettura, ma devono essere precise, puntuali e, aggiungo, accompagnate anche dalle misure di prevenzione patrimoniale che hanno altra natura, perché le interdittive sono misure amministrative, mentre le misure di prevenzione vengono irrogate dal Tribunale sezione speciale, però ci sono, e questo lo attestano le relazioni della DIA, situazioni quantomeno eccentriche, insolite, per cui sembrerebbe che magari nella stessa regione province confinanti abbiano situazioni decisamente contraddittorie. Da una parte c'è uno schifo, dall'altra parte invece si sta benissimo. Pur tuttavia le stesse imprese, le stesse aziende, gli stessi appalti vengono gestiti in maniera criminale. E poi, e qua concludo veramente, un'altra cosa che mi ha lasciato basito, non so se avvenga anche qua, questi sono anni di crisi. Io pensavo che in anni di crisi le gare d'appalto fossero frequentatissime e poi scopri che gare gestite in maniera perfetta, perché anche l'ANAC ha dato il suo contributo per rendere la gara la più corretta dal punto di vista giuridico, rimangono deserte, perché forse gli operatori vengono precedentemente a far cartello, soprattutto quando all'interno di quel territorio c'è qualcuno che acchiappa il telefono e precedentemente fa sapere non si deve, e anche queste sono forme di alterazione del mercato a favore di soggetti criminali che poi provocano danni per tutti noi. Io adesso vi ringrazio, ma soprattutto vi chiedo di prestare attenzione non a quanto dice Nicola Morra, ma a quanto scrive Michele Albanese, Sabina Pignedoli, Nicola Gratteri, perché attraverso la conoscenza che si possono costruire quegli anticorpi che impediscono a certi fenomeni di infiltrarsi perché non riconosciuti. Un tempo, quando ero piccoletto, mi si insegnava: se lo conosci lo eviti. Studiamo, perché la mafia ha paura soprattutto di istruzione